Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Si è spenta oggi a Palermo Maria Mattarella, nipote del capo dello Stato. Lottava da tempo contro una malattia incurabile. Numerosi messaggi di cordoglio da parte degli esponenti politici che rivolgono le loro condoglianze al presidente Mattarella e alla sua famiglia. Sono stati chiesti 9 anni e 4 mesi di reclusione per Silvana Sfortuna, la donna di 50 anni sfregiata con l'acido a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. Si era dichiarata vittima, ma in realtà sarebbe stata lei ad aggredire il marito. Finiscono nei guai a Catania i titolari di 3 ristoranti di pesce situati nella zona pescheria del centro storico. I commercianti avrebbero ingannato i clienti servendo prodotti congelati che spacciavano per freschi. Rilevata anche la presenza di blatte e insetti vari, sintomi di gravi carenze igienico-sanitarie. Saranno installate a Palermo telecamere dotate di intelligenza artificiale per incastrare coloro che abbandonano i rifiuti illegalmente. Questa è l'iniziativa adottata per fronteggiare quella che è stata definita un'emergenza non più procrastinabile. Chiudiamo con il meteo, tempo incerto in Sicilia, dove domani si alterneranno nubi e piogge sparse. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il rischio di precipitazioni in alcune province. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.